Raga, inizia il golf kumendiano. Facciamo ovviamente la prima, dopo facciamo le seconde 9, se no ci mettiamo una vita. E sarà sia maschile che femminile, ovviamente, anche se sarebbe misto, diciamo, se non mi ricordo. Non me lo ricordo, se c'è già una cagata. Andiamo sul fairway. Vediamo cosa becchiamo, non sarà facile fare la medaglia, ma ci proviamo. Allora, io proverei così. Il vento è contrario. E ok. Non è andata benissimo. Siamo ancora sul fairway però. Guardate, un cume gasatissimo. Allora, abbiamo vento contrario. Possiamo anche provarci. Bello. Fantastic approach. Devo cappellare qua. E mi ciavo il birdie. Me lo mangio così. Vai. Pazienza. Pazienza, Beppe. Ok, ci becchiamo per le seconde 9. Ragazzi, iniziano le seconde 9. Chiaramente è un torneo già iniziato, nel senso che non posso fare, diciamo, amichevoli o comunque tornei singoli. Sono nella carriera del PGA Tour, da me. Solo che è durissima, raga, è durissima. Io sto rischiando il tutto per tutto. Qua forse vado in... erba alta, perfetto. La rischio tanto. Non ho molto da perdere purtroppo. Lunga. Purtroppo è lunga. Bello. Colpo da maestro. No, mamma mia. Ormai è andata purtroppo. È tanto che non giocavo, ci sto provando, ma... Siamo a +1, i primi sono a -9, ragazzi, 9 colpi sotto il par. Il Canada in vantaggio, mi stanno facendo un favore perché di solito gli Stati Uniti qua sono maestri devastanti, fanno addirittura anche tripletta a volte. Proviamo. Non un gran tiro. Colpo un po' così purtroppo. Questo è buono. No. Almeno un par. Arriva un par che serve a poco, ragazzi. Ormai è impossibile arrivare a medaglia. It's impossible. Ai Stati Uniti. Ah, ma però una buca non fa. Proviamo il missile. No, oh, no, alta. Ok. Momento contrario, quindi dovrebbe andare bene così. Questo è un bel colpo per il birdie. Looks like about 22 feet to the hole. Ma è duro, Bello, devo farlo un po' di più. Vabbè, andiamo ancora a par. Rischiamo di salvare almeno la carriera nostra. +1, partiamo da -2. Teeing off here on the 13th hole. Mamma mia, durissimo questo, che graficone però che sto gioco. È lunga però. Siamo abbastanza pippe, siamo.
Slim chance here for birdie. Ormai la sto giocando un po' così perché so Just a che 4-footer remaining. è impossibile. No, sbaglio anche questa, And this vaffanculo. one will be for bogey. Va bene, più Our 2. current leader is enjoying a 2-stroke lead. Mamma mia, siamo di 62. 2 americani, primi e secondi. Now on the tee, coming Questo for non mi bogey, piace. Trying to reclaim some momentum. Missione ancora sport, comunque USA. Well played, mate. Looks like a similar approach to yesterday. They had a good result yesterday. Can't see why they wouldn't have another good one today. Buona, questa è buona. No, troppo. It's fair to say that Troppo, approach didn't come hit the troppo. mark. And missing it long with that approach, not a good lead. Sì, dritto per dritto, ma troppo This is a par forte. putt. Devo allenare praticamente su tutti i giochi, ma non è semplice, ragazzi, veramente non finisco più. At 2 over par. Forse lo farò in due And now video teeing off on this sta par giornata. 4 hole. Il missile comendiano che si va sull'erbaccia proprio. It's just not going to work for Classica erbaccia. Oh, this is not a good outcome. Buried in the deep stuff. him. Not as easy and straightforward as yesterday's par, so work to be Non done. proprio un approccio And meraviglioso al here we green. are with the third shot. Riesco a fare un bel I like the look colpo. of that shot there, Beamer. Gotta say, his short game is phenomenal. It's And phenomenal. as the putt drops, 2 over, heading down the stretch. The leader Siamo now quasi has finito a ormai. one-stroke advantage. We've arrived at a par 4. Comunque per il tennis, ragazzi, devo continuare su Tokyo perché proprio non c'è verso di farlo andare. Ci dovrei cambiare PC, ma non ho voglia poi di spostare tutte nell'altra. Cioè, con l'hard disk e un altro di This coglioni. shot coming from around the 150-yard mark. Wind is blowing left to right. Gonna try and hold it against the wind. Dai, almeno un tiro Could have figo. opted for the 8-iron. Sì. Ooh, back there. Questo non era brutto. Not bad. Putting for birdie. For birdie. Gira, 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 gira. Niente, mamma. Sono anche sfigato però, And that should secure the par. Well done. Ok. And with that hole behind us, let's have a look at the contenders and the pretenders. And just keeping it in neutral on the leaderboard. Questi Stati Uniti stanno facendo Let's see merdone, what happens here at the 17th. Abbiamo finito. Definitely needs to make a move on the field, and this is a golden opportunity on the short par 4. Prova il What missile will they do? veneziano. Bunker. Mamma. And from the bunker here, looking for an up and down. They made bogey on this hole yesterday. Peggio di così non and poteva andare. Che approccio! Bell'approccio right questo però. square between the eyes. 16 feet to the hole. Dai, dai, yes, no. And with that, you can go and put a Che par culo on che the ho. card. And there's no movement on Vabbè, the ultima leaderboard after buca. that hole. Well, it's come down to this, the final hole. Welcome to the 18th. Well, on the tee now, coming off a par. Chance to pipe one up the middle. Gotta say, just Questo some è of un the buon tiro. best rhythm in the game. Ok, qua abbiamo vento a favore. Ora io proverei così. Choosing the 9-iron here. Niente, That doggle hunt. niente di spettacolare. Dai, chiudiamo con un birdie, cacchio. Mamma, che ciofeca. Pendenze comendiane bellissime. Vabbè, vediamo la classifica finale. No victory, but certainly plenty of experience to be gained from that performance. Always something to learn in this game, and hopefully this player has learned a lot. Vediamo se ci dà la Well, on classifica behalf of finale. myself, Luke Elvey, and Rich Beam, thanks for tuning in. Catch you tomorrow. Mamma mia ragazzi, quindi oro Stati Uniti e doppio argento per Danish, cioè praticamente oro e argento Stati Uniti e argento anche Danimarca, comunque fa le sue medaglie ai 62esimi. Bellissimo. Ci vediamo per le seconde 9 del golf maschile. Cominciano le seconde 9, ho macchiato con un bogey, l'ultima ero nella top 5.
Siamo 14esimi, l'America è sempre prima. And Zio, after a ok. bogey at the last, they're looking for a Che big due drive on maroni. this hole. E adesso vediamo. Sono stato anche proprio al terzo posto, facendo un primo giro spettacolare. That's tiny. Playing this Calma. shot from about 230 Relax. yards out. Only a few shots off the pace. Opting for the 3-wood. No, 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 malissimo. Yeah, well, it might not be on the Approccio green, but it's right up completamente near the surface. sbagliato. A couple under at this stage. Mamma mia. Oh, I thought that one was Cosa going avevo in. fatto? Peccato. What an opportunity to make a birdie. Peccato. Always good to lead the bounce back category. That's a good start. Però si parte con un birdie, si parte con un birdie. Poteva essere addirittura eagle. Siamo settimi, almeno, mamma mia, siamo vicini agli United States of America. After a birdie at the last, they take the honor on the hole. Sarebbe grandioso fare una medaglia nel golf. That swing reminded me of smooth jazz. Great rhythm. From around 170 yards here, only two Ok, shots qua devo off the stare pace. molto attenti. Preferisco essere prudente. Looks to have chosen the 7-iron. Forse troppo. That was wonderfully done. To spot the top 5 on the line here. Prego, non sbagliarlo troppo. Perché così? No. Buon approccio però. Understood the lie of the land there, Rich. No! Non ci... Ecco, sono le cagate che ogni tanto And faccio. this next putt. Sto bogey è pesantissimo. So after that Temporalone. hole, this is what the leaderboard looks like. Trailing by a few shots after that hole. Here we find ourselves on the tee of a par 4. Pesantissimo sto bogey. No, la cicco forse. This one's looking good off the tee. No, buono, That should buono, find the buono. short stuff. Second shot here on the 12th. Opting for the 6-iron. Sembra buono, sembra buono. Buonissimo. Wow, what a shot. Il Of all birdie the non è shots that I like the impossibile. most, that one ranks right up there. Dai, 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 dai. Was on a good line. Bastava ancora Make leggermente a this one. destra. It's for par. Che brutto, che In she sfiga. goes. Let's head to the next. Now 4 back Che after sfiga. that hole. 12esimo, il Canada in vantaggio Let's sui see what Stati happens Uniti. here at the 13th. And after a par at the last, chance to maybe take a step in the right direction here. No, steccata. Qua mi gioco probabilmente una medaglia. John, what's this one looking like? Well, considering where they Buon ended up, approccio. the lie could have been a lot worse. Mi è andata They bene. might be able to deal with this without too much trouble. No, questa l'ho sbagliata in pieno però. Gee, that line was looking good, wasn't it? Pretty good chance here. This one's for par. Poi? E che succede? Ok, And down it goes. piccolo vaneggio. He's currently tied for 13. Dovrei fare 2 o 3 birdie di Moving fila. down the leaderboard, Luke, never a good thing. 4 colpi sono tanti, Let's see what happens here at the 14th. E certi hanno fatto ancora poche buche anche. Mamma mia. Questa è pericolosissima. Going with the 9-iron, I think. No? Nice shot that. That should find the surface. No. Niente di Sitting che. at 2 under par. Trying to break into the top 10. No! Great touch. Really nicely Almeno è played. par. Judging it beautifully. You'll take the tap in for par any day. Almeno c'è il Trailing par. by 4 strokes. This hole is a short Però la par medaglia è five. veramente utopia pura. Purtroppo. Lovely rhythm there, Troppo Rich. That's forti. going to work every time. Time now to play the second shot on the 15th hole. The interesting choice of the driver here. Non male, non male. Pretty good shot there. And here we are with the third Per shot. l'Eagle sarebbe, Four sarebbe shots off the pace. bello fare l'Eagle.
Buon approccio. Ah, la no. Che sfiga. Sì, ciao, vado in acqua, vado in acqua. Sì, buttiamo via tutto, buttiamo via. Aiutami stavolta, aiutami. Let's see if you can make this. Keep the par on the card. Troppo corto. No, buona, buona. Yeah, we'll take Un that. buon par. Currently a couple under for the round. Un buon par. Just a few holes to play. Let's see how you handle the 16. Dai, all in one. Choosing the 9-iron here. All in one, no. Handy effort that one. Corta, corta. 19 feet to the cup. Good stuff today, especially the short game has been really sharp today. Buono. Non era brutto, ma That's corto. disappointing. And this putt coming up for his par. Questi errori qua This one's for proprio bogey. non li capisco. Questi errori al putt veramente fanno dare un fastidio. Direction on the leaderboard after that hole. Meno uno qua scendo di Just a parecchio couple to purtroppo. go. Let's see how you handle the penultimate hole. Oh, great swing there. No, no. Vabbè, ma sono proprio sfigato però. John McCarthy. What's this lie look like, mate? Guys, they're in the deep Questo è stuff buono. here. And they did get a favorable lie considering the situation. Let's see what happens. Trying to get to 2 under with this putt. It's on a great Troppo line. poco. Just hammered that through the line. Right on 4 feet. No, sono deficiente Should make this allora. one. Adesso sono proprio Next deficiente. putt is for bogey. And it Doppio bogey goes, and consecutivo, that's buttiamo unfortunately veramente back-to-back tutto all'aria. And making one bad mistake with another, compounding it, not good. Teeing off here at the lucky last, the 18. Going with the 5 wood. Mamma What a mia! shot. Qua abbiamo rischiato veramente l'all in one. 6 feet to the hole. Stavolta troppo. Just missed. Non ho le misure, fioi. Mate, it's for par. Non abbiamo le And misure, that will do it purtroppo. for this player today. And there you have it. They'll be pleased with that, just sneaking through the cut line. Absolutely. It's always nice, good feeling to make the cut. Finisce Some qua. weeks you just don't quite have your A game. Mamma Making mia. the cut, always a positive sign. Qua abbiamo, mamma mia, I'm Luke Elvey. un po' di ex aequo Stati Uniti. On behalf of all the hard Lo working sapevo, fans at nel- HB Studios, it's goodbye for nel now. golf soccazzi. America ha preso oro, argento e bronzo. Benissimo. Oro, argento e bronzo. Poi abbiamo bronzo per Spagna, Danimarca e Canada. Spagna e Canada. Raga, ci vediamo per il calcio. Le prime 3 partite del girone non le faccio vedere sperando di passare. Se non passo facciamo vedere chi vince e poi andiamo dagli ottavi in poi. Volevo far vedere i gironi: Romania, Belgio, Algeria, Colombia, Italia, Repubblica Ceca, Corea del Sud, Brasile, girone di ferro nostro, Inghilterra, Bulgaria, Francia, Bolivia, Croazia, Australia, Giappone, Stati Uniti, Germania, Grecia, Olanda, Cile, Svezia, Norvegia, Portogallo, Messico, Serbia, Spagna, Ucraina, Argentina, Danimarca, Ungheria, Uruguay, Ghana. Andiamo. Ragazzi, faccio vedere il secondo tempo dell'ultima partita perché stiamo rischiando l'eliminazione scandalosa. Perdiamo la prima con la Repubblica Ceca 1-0, vinciamo la seconda con la Corea 1-0, ma un autogol ci sta condannando. Dovremmo pareggiare, col pareggio sperare che la Corea batta la Repubblica Ceca. Ma dobbiamo vincere, raga. Intanto c'è anche Bruno Conti che non c'è nella, come si dice, Superlega. Però, raga, stiamo veramente giocando male. Riponiamo tante speranze nelle due di calcio maschile e femminile. Quella femminile se ne sta andando malissimo. Gli Stati Uniti con le medaglie che ha preso oggi. Abbiamo ancora tantissime discipline perché manca ancora, siamo a metà di queste Olimpiadi. Però non fare neanche una medaglia sul calcio è un po' deprimente, ragazzi. Ottima la pressione difensiva. Conti e con questa la Vai Brunone. si fa avanti in territorio nemico.
Bruno per Totti. Cuori romani, ragazzi. I capitani leggendari della Rome. Purtroppo un autogol balordissimo. Ci sta condannando. E col pareggio sarebbe comunque quasi impossibile. Comunque, almeno proviamoci, però. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Cerca il passaggio filtrante. Pensare un altro gol sarebbe finita, mamma mia. Bel pallone filtrante. Incredibili queste Olimpiadi. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio fatto con il contagiri. L'Italia non riesce a interrompere il possesso palla degli avversari. Sta subendo troppo. Olimpiadi pazzesche. Olimpiadi oserei dire inaccettabili a livello calcistico. Ma sempre l'Italia ha deluso le Olimpiadi. Nel calcio. Gattusino, dai Gattusino. Lungo passaggio in avanti. Tutti in avanti. C'è un bel pallone. No, Buffon non esce, incredibile. No, vabbè, ma... Ragazzi, l'eliminazione ormai. Non c'è che dire, il portiere è rimasto Purtroppo abbiamo perso con Repubblica Ceca agli ultimi minuti. E quello ci ha massacrato. Uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sul campo. Dai, proviamoci. Nesta. Per il pupone. Mamma mia. Intervento Brasile che deciso. comunque è Tutto superiore, regolare, purtroppo. E almeno qua non vincerà gli Stati Uniti, spero. Vai Dino. Dino. Nesta. No, ma no, perché c'è Nesta? Gioca una palla lunga. Ma Qui può perché ce partire il n'è? contropiede. Ma no, proprio a Nesta gli è arrivata. Attenzione. Bebeto. Ma dai. Una doppia Va bene. Rubata palla Guarda, sto agli avversari, zitto sono che è stati meglio. velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Usciamo al primo turno un comodo vantaggio del girone olimpico di Tokyo 2020. Chiamaro finale. un pallone interessante. L'azione si stava facendo pericolosa, ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Palla in profondità. per il Mamma mia, compagno. addirittura disfatta italiana. Adesso per il calcio uomini dovremo aspettare l'ultima giornata che sarà sicuramente divisa in due partite. Perché Ha mostrato già in due grande giornate, precisione se no e ci mettiamo visione di 30 gioco. anni. A sinistra con il passaggio. Totti la butta su, la disperazione veneziana, la sbaglia. Palla in avanti. Maldini prova il tiro, Tiro del tutto fuori bersaglio. il tiro che è segno di resa, ragazzi. Siamo fuori con 3 punti, giusto così. Se la Corea ha vinto mi girano i maroni, no, la Corea ha perso, giusto così. Andiamo a vedere come finisce per il medagliere. Allora. Oro francese, signori. Oro francese. Germania, la Germania proprio non riesce a prendere medaglie quest'anno. La Francia si becca un bel oro. Inghilterra, cioè GBR, vabbè, Gran Bretagna, argento. E però qua do a Uruguay e Olanda, do tutte e due il bronzo perché mi piace fare come nella box. E Olanda. Niente raga, andata. Ci becchiamo per le prossime discipline. Vai raga, sincro donne, sincro uomini. Speriamo di fare qualcosa perché vedere gli Stati Uniti così qua sono presi veramente tante medaglie. Vai. Ok. Merda, è più difficile questo però. Porca puttana. E ciao. Non me l'aspettavo a 2, cazzo. È difficilissimo, ragazzi. Difficilissimo.
bel finale almeno. Però un tuffo di merda. 66. Bello. E siamo quarti. Vai. No, mi perdo, mi perdo. Quanto è duro, raga. Adesso sta andando anche bene. Ma 72. beh, anche meglio, sempre quarti però. No, Stati Uniti primi anche qua, no. Mamma, mi sto facendo l'Olimpiade della vita, cazzo. Mamma mia, che dura che sei. Molto dura, raga. Una medaglietta almeno. 67. Niente, oh. 5. Mamma mia. Beffa atroce, ragazzi. Quante medaglie di legno ho preso? Bello. No, stavolta è il contrario. No, non mi trovo per niente così. Sì, ciao. Vi assicuro che non è facile, eh. Male, male, male. 62,4. Australia, USA, Francia. Dai Australia. Regalami il The Dream. Buono. Merda. Mamma sei dura. Vabbè. 67. Niente, quarti. Australia, USA, Francia. Manco male. Grazie Australia. Australia. Signore e signori, USA. piedi per l'inno nazionale dell'Australia. Grazie Australia, ti vogliamo bene, cazzo. Ok. Vai. Vai ragazzi, proviamo a vedere se con gli uomini riusciamo a fare qualcosa di meglio. Italia. Dai Beppe. Concentration. Più sto al centro, più ho chance.
Tante sbavature. Beh, però perfetti in acqua. 76,5. Siamo secondi, mamma mia, che qua ha fatto bene, eh? Calma. Peccato. No. No, perché sta roba? Mi sono perso. Mi sono perso, Dio Cristo. Se quando ti perdi non recuperi più. Vabbè. 57,6. Ancora secondo. No, terzo. Beh, siamo ancora a podio. Vai. Voglio una medaglia, che non posso fare una giornata senza neanche una medaglia. Dai. Dai. Buono questo. Dai, una bella entrata in acqua, non perfettissima, però buon tuffo. 81,6. Secondi, mamma no, sti sono in fuga però stavolta, eh. Dai. Sarebbe questo il sincro, eh. Questo è difficile. No, l'ho persa adesso. L'ho persa. L'ho persa alla fine. 88,5. Ancora secondi, ma ultimo. Stati Uniti se non fanno il cagatone. Merda. Ah, leggero sbavatura. 48,0. Terzo, almeno una medaglietta USA, però oro. USA, Australia. E finalmente l'Italia. Signori, alziamoci in piedi per l'inno nazionale degli Stati Uniti d'America. Beh ragazzi, sono pistole alla compressa, uomini e donne, perché abbiamo fatto il misto, nelle prime giornate. Adesso abbiamo uomini e donne. Vai. Mamma mia, questi tutti sono in fuga ragazzi, piccola fuga americana, ma non ho paura, non ho paura. Benvenuti. Vai. Di pistola ad aria compressa 10. Questa potrebbe essere una... Ecco appunto, la cagata è stata fatta, ufficiale. Vai. Però qua la medaglia possiamo prendere, ci sono le nostre specialità. Anche se questa è una di quelle meno.
Ho bisogno di qualche 10. Allora, forse di qua. No, 8 addirittura, 8 addirittura. Sento un po' la pressione che gli Stati Uniti stanno andando in fuga. 8. No. Ultimi 2 colpi veramente brutti. Che dura che è. Sì, questo è bello. Questo è bello, recupero i 2,8. Dai, Marchetto. È la... Sì. Sicuro. Oh yes, baby. Le medaglie pesano già di più, che si manca tutta l'atletica ancora, e l'atletica ha 150.000 medaglie. No! Troppo veloce. Ultimo colpo, vediamo se riusciamo a prendere una medaglia. Penso di sì, con un 9 sicuro, secondo me, la medaglia. Per l'oro ci vuole 10. Sì! Sì! Ed è medaglia d'oro. Silenzio, siamo tornati. Irlanda argento, Giamaica bronzo, grande Giamaica fiore nel tiro. Boh, adesso ci facciamo anche il maschile. No, sento. Ok, dai, chiudiamo il programma della pistola aria compressa qui a Tokyo. Benvenuti all'evento di pistola ad aria compressa 10 metri. Dai, piccolo cuore. Niente, non riesco mai a fare il centro puro. Buono. Ho capito subito dove tirare, questo è importante. Sono importante fare 2 ori per... Sì, far capire agli Stati Uniti chi siamo. Cioè, le discipline di tiro comunque sono dove abbiamo più medaglie finora. No! Troppo rapido. No, questo è la perfezione. La perfezione esiste. La perfezione esiste. Ma posso fare veramente grandi cose. Questo è un tiro un po' del cazzo. Buono, buono. Qua possiamo fare veramente un oro bestiale, eh? No! Ma mi è scivolata, ma zio canederlo. Buono. Finiamo un po' incalando. Speriamo bene. No, penso di sì, sì, sì. Italia, Norvegia, USA. Massacrati. Italia. Norvegia. USA. Raga, siamo in finale. Siamo in finale qua del tennis del doppio misto. Sarebbe importante fare l'oro, ma sarà dura, ragazzi. Siamo contro la Bulgaria. La Bulgaria
Finali. Spaventosa la Bulgaria. Inizio. Vai. Italia, Bulgaria. Ecco. Inizio perfetto. Finora solo argenti nel tennis. Sì, ma sei un coglione. Mamma mia, che gente abbiamo. In finale è impossibile vincere. Aia. Si le prendono tutte. Dai. Che culo. Mamma mia. Set di lusso qua. Dai però. No! Mamma mia. Ma vabbè, cioè. Non abbiamo un bambino, cioè un po' curioso. Game point. Ma perché? Va bene, va bene. Sto zitto che è meglio. Perdo finale di tennis tutto spieno. Faccio un po' di culo. Un po' di culo per il talentissimo. No? Sì, vabbè, ciao. Molto bene. Guarda il mongolo. Entriamo in finale, bene, no. Mamma mia, poco si... Non so come tirare per cambiare. Guarda, arriva sempre in ritardo. Poi ho paura di prendere il mio compagno. Allora vado io davanti che è meglio. Ma prendo. Mamma mia. Guarda. Bravo. Aia. Neanche visto. Dai, Bulgaria oro. Che bello. Oh sì. Mamma mia. Wow. Guarda, neanche la prende lui per fortuna. Ancora una tenue speranza. Bello questo. Delizioso. Perché non ho problemi su questo? Bravi. Match point. Prendilo. Vabbè, vaffanculo. Oro, Bulgaria. Argento, Italia, Norvegia, bronzo. Adesso faccio vedere le foto delle due prove di dressage e di corso ostacoli e medagliere.
Raga, finisce questa lunga giornata. Allora, noi siamo USA 20, Italia 20. Siamo là, però tanti argenti in più degli Stati Uniti stanno facendo la differenza, purtroppo. Quindi in totale hanno 4 medaglie in più statunitensi. La Gran Bretagna rimane a 10, quindi probabilmente una lotta a 2. La Francia fa un gran balzo in avanti con 4 ori. Anche la Norvegia comunque è messa benissimo. Tra le sorprese anche la Bulgaria con soli 2 ori, ma è messa bene in classifica. Sono entrate Bahamas, Uruguay, Argentina e non mi ricordo, mi sembra forse basta come new entry, perché l'Argentina ha preso il bronzo nel tennis, non la Norvegia, mi sono sbagliato. E niente raga, veramente un medagliere bello pesante, nel senso la lotta è ancora apertissima. È chiaro che l'atletica darà una scossa definitiva, però anche perché la Gran Bretagna in atletica non è che non ha tantissime medaglie, per fortuna non c'è più il canottaggio, se no ciao. Il calendario olimpico, allora la giornata 8 l'abbiamo appena fatta, la giornata 9 prevede BMX, uomini e donne, scusa. Ah, perché l'altra era BMX freestyle, ok. BMX normale, quindi uomini e donne, arrampicata sportiva uomini e donne, keirin uomini e donne, trampolino elastico uomini e donne e volteggio uomini e donne, quindi arriva anche la ginnastica ragazzi, ginnastica e arrampicata per la giornata numero 9. Raga, e qua come medaglie... non lo so, forse il keirin sicuro, il trampolino, volteggio non lo so, vedremo. Raga, ho saluto il commentare veneziano, Olimpiade sempre più aperta. Ciao! Scusate, tra parentesi, le foto delle salto ostacoli del cavallo, ha dato come sempre una merda. Ciao!